Ciao amici, benvenuti. Questo è il 94esimo episodio della nostra partita italiana. E come al solito ci sono mille difficoltà, soprattutto questi. Io spero che non sia una questione del fatto che questi sono olandesi e gli olandesi devono essere per forza liberi, ma noi non, non desisteremo, insomma, continueremo a ripetere che Anversa è nostra, anzi la chiamiamo proprio Anversa, a sfregio di questi olandesi maledetti. E presto non solo Anversa, ma tutta l'Olanda sarà nostra. Speriamo. Wow, ci sono addirittura degli algerini venuti in nostro aiuto. Abbiamo delle truppe in Baden. Va bene, abbiamo fatto anche delle pretese qua. Hmm. Ok, siamo arrivati anche a Friesland ormai. Nessuno ci potrà più fermare. Guardate la Boemia che fine sta facendo. E a quanto pare i francesi stanno riuscendo a scacciare i russi. Mamma mia, che li stanno massacrando davvero. Hmm. I francesi hanno davvero la meglio contro questi russi, a quanto pare, quindi insomma hanno fatto male i russi a dichiarare. Ma no, sono stati i livoniani convinti che l'aiuto alla Russia li avrebbe resi invincibili, ma l'entrata in campo della Francia ha cambiato tutto. E io qua cosa stavo cercando? Ecco, la tradizione direi che è già abbastanza alta, non abbiamo bisogno di impegnarci in altre battaglie, ecco. I cardinali rubati invece non mi piacciono. Vivaldi, scusa, come facciamo a cedere Vivaldi? Non avrebbe senso. Questi hanno intenzione di farmi penare, ok? Limburg, questi. Mamma mia. Perché siete andati a Limburg? Siete in guerra con la Boemia? No. Breda? Hanno idea di seguirmi. Ah, ecco, perché qui ci sono anche delle truppe che si stanno riorganizzando. Vabbè, io non avevo pensato a quello, ma. Dov'è Lodovico Moro? È qua. No, ma hanno già un leader qua. Non è così importante avere anche il nostro. Ci importa di più qua. Vai! Cos'è che ho letto? Anversa, sì, a posto. Patrioti fiamminghi, avete stufato, bene. Non abbiamo avuto molte perdite, devo dire. Andiamo a far fuori. Ma forse questi li mandiamo in Olanda a sto punto. Wow! Questi vengono in Brabante. Allora, la Boemia con chi cavoli è in guerra? Con la Francia. Quindi chi li aiuta? La Turingia non è in guerra con. Cioè, sono solo io praticamente. Turingia. Perché con chi sta la Turingia? Non si è capito. La Turingia. Ah, è con l'Ansa, sì. Va bene. Ecco, quindi mi farete fuori nel Brabante. Maledetto.
Ma io mica sono sciocco. Non posso scappare. Ok. Come non detto. Allora, questi cosa si fate qui? Scappiamo. Ok, siamo riusciti. Hmm. La Boemia. Ui. Boemia, Boemia. Non è che mi puoi fare sti scherzi. Accidenti, c'è la Boemia. Qui ci servirà un super leader, ma... Ah, forse siamo riusciti comunque a scampare, ok. Allora, abbiamo un diplomatico libero. Io farei anche pace con la Russia. No, ah no, vabbè, non ci conviene far pace separata a sto punto. Questi che cacchio fanno? Che pensano di fare questi? Non li ferma più nessuno questi. Allora. Vediamo se riusciamo. Questo non ci importa. Allora, vediamo che pace possiamo fare con la Bavaria. Non possiamo dirgli di lasciare le nazioni, possiamo dirgli però appunto di dare costanza. Peccato che non possiamo dirgli di dare Ansbach direttamente. Ansbach lo dobbiamo conquistare noi. No, Costanza no. Ok. Questa sarebbe la pace che si prospetta. Ansbach in realtà sono un po' indeciso. Ma sì, la prendiamo, dai. Però non abbiamo pretese, vabbè. Questi dove vanno? Ancora in Brabante. Vanno ad assediarmi, vabbè. Io spero che riuscendo noi a conquistare questa provincia... Eccoli. Vanno in Zelanda, vabbè. Quanto sono maledetti. Dobbiamo farli fuori, ma non abbiamo neanche troppe armate in questa... Ok, hanno cambiato idea. Allora, qui come facciamo? Andiamocene in Friesland, noi. Non arriviamo in tempo. Ah ah ah. Qui arriviamo il 21, 17. Ah, però anche noi possiamo accedere alla funzione marce rapide, eh? Cosa credete? Il 18? No, non facciamo in tempo mai. 17. Boh. Siamo rovinati in ogni caso. Io direi di mandare cospicui rinforzi. Mio Dio. Ecco, no! Mio Dio, che colpo abbiamo preso! No, zero! Ok. E a sto punto come si fa? Mamma mia. Boemia cara. Boemia bella. Ah, io non volevo in realtà dichiararti guerra. Non si può, eh. Niente. Vabbè, dovremmo soffrire. Un'armata così... Ma... Scusate. Che razzi giro mi fanno fare sti qua? Qui rischio. Allora, io direi... Ci conviene ritirarci.
possibilmente. Se fosse possibile, io mi ritirerei, ragazzi, non so. Perché? Cosa fate di male? No! Distrutto. Del tutto. Stiamo facendo perdere alla Francia? Sì. Wow. Vabbè, e a sto punto che si fa? Un'intera legione distrutta. Mio Dio, dai tempi di Teutoburgo che non c'era una situazione così terrificante. Qui è un disastro comunque. Non ci sarà mai pace qua. Io ho come l'impressione perderemmo anche questa battaglia. Allora iniziamo, non ci importa più delle legioni, vediamo un po' se riusciamo anche solo a preservare. Allora io provo a vedere se riusciamo a sbarazzarci. Ma la Boemia che livello tecnologico ha? 19, ecco, si spiegano molte cose. Vogliamo davvero farci maciullare dalla Boemia? In realtà forse no. Forse meglio di no, forse è meglio che... Ma dove ci mettiamo per non farci maciullare, voglio dire? 9, 10. Io me ne fuggo sulle montagne, quasi quasi. Una strategia molto sperimentata. Collaudata. Se arrivano il 15, noi il 13, dai. Magari voi seguite sulle montagne. E a sto punto reclutiamo altre unità. Cinque, 6. Vediamo un po' che succede. Ok, ci continuano a inseguire. 19, 17. Arriviamo sempre prima noi però. Quindi finché va avanti così. Berna è perfetta, vai. Questa è capacità di manovra uguale alla nostra, quindi... Non vorrei però... che in questo caso siano più rapidi loro. Mio Dio. Eccoli. Oh! No! 2000 uomini in un colpo. Ma com'è possibile? Voglio dire, ok, saranno un po' più numerosi, ma... hanno una fanteria completamente nuova. Oh mamma. Adesso abbiamo un leader da paura. Mio Dio, ci distruggono. Ma tra l'altro nel fuoco dovevamo... Che razza di fanteria abbiamo? Fuoco, cioè, è apposta per il fuoco? Vabbè. Era nello shock che dovevamo essere carenti, vabbè. Quindi abbiamo fatto un'altra delle nostre
Mamma mia. Io non lo so che cavolo è successo. Era meglio fuggire ad alta velocità. Mio Dio, scappi. Qui ci distruggono davvero, ma non riusciamo a fuggire. Che cacchio succede? Perché si è bloccato qua? Abbiamo perso migliaia e migliaia di uomini. Vabbè, ma oltre a questo siamo bloccati nella provincia. Ecco, pure un errore di gioco doveva capitare. Ma perché? Ok. Oh! Mio Dio, sta guerra contro la Boemia non... Ok, è stata la rovina del... No! Le battaglie più rovinose del gioco. Vabbè, ho capito che forse è meglio passare a questo tipo di fanteria. Poi magari farà più schifo ancora, però... Io tutto sommato preferisco così. Allora, che succede quindi? Treviri, colonia. Andiamo male. Davvero male. Abbiamo perso anche parecchio prestigio, naturalmente. La Boemia vuole proprio mantenere con i denti il titolo imperiale. Mi sta facendo fuori tutto. Io non lo so. Ok, stiamo andando. Non andiamo nel panico totale. Allora, vediamo un po'. Abbiamo qualche possibilità di scampo? No. Non in realtà. Allora, qui che cacchio facciamo? Ci conviene fuggire a gambe levate. Non è bello da dire, ma... I nostri alleati verranno spappolati. Augsburg. Tranne Augsburg. Vabbè, e quindi? Siamo completamente incapaci di... Ma tra l'altro la Boemia in teoria è tutta assediata. Terrificante. Vabbè, allora andiamo anche noi ad assediarla. Non possiamo mica far così. Ci dobbiamo anche trovare... Mio Dio. Quanti sono i nostri alleati qui presenti? Vabbè, l'assedio non aveva avuto grande successo, perlomeno. Tra l'altro... Però abbandonati così non è il massimo. Però non abbiamo neanche il leader qua. Come cacchio facciamo? Allora... Vediamo come si comportano, ma... Distrutti pure loro, ne perdono un sacco. Non mi resta che confidare nell'Ansa che non è in guerra. O in un altro generale, non saprei. No, beh, ma il nostro generale è già buono, però. Questo era un po' di tempo fa. Io la vedo un po' brutta, ragazzi, meglio andarcene. Vediamo cosa combinano adesso. Qui, vabbè, c'è il trucchetto, vediamo un po'.
Ma in guerra anche la Boemia con... Si stanno riposando. Allora, dov'è il nostro super leader? Andiamo a far fuori sti boemi del cavolo. Andiamo in... Questi ci hanno davvero stufato. Allora, il 14, vai. Ecco. Almeno quando abbiamo una superiorità consistente. Sembra che qualche danno glielo facciamo pure noi. Potremmo tentare assurdamente. Ma sì, proviamo a farla l'assurda. Vabbè, questa è un'assurdità, però la facciamo. Vai. No, meglio lasciare l'artiglieria. Non siamo contenti di averne perse due, ne vogliamo perdere anche la terza, quindi noi non ci accontenteremo. Non andremo per il sottile. Dobbiamo vendicarci su sti boemi perché non è possibile aver perso in quella maniera. Eccoci qua. Voi arrivate il 29, bravi. Meglio arrivare il 30. Perché sennò questi arrivano in ritardo. Dobbiamo arrivare tutti insieme. Questi arrivano il 31. E quindi questi arrivano l'1. L'edizione. Vabbè, 31-1. Dobbiamo arrivare al 31 perché sennò si riprendono. Ok, abbiamo già perso migliaia di uomini. Ah! Ma cosa? Ma che armate hanno? Maledizione. Ecco, attenzione, si è ribaltata momentaneamente la situazione grazie a un super turno, ma... sono potentissimi. Sono potentissimi, io non so. Francesi, dove siete? Qui c'è... Ah, ma ci sono altri 4.000 uomini. Non me ne ero accorto. Vabbè, il prossimo ce l'ha l'Austria. Abbiamo qualche possibilità. Vediamo un po'. Questo non dovrebbe farci... Ui. Ah, c'era il loro leader. 2000 perdite, mio Dio. Qui è andata male. Maledizione. Un'altra sconfitta. Dove stiamo finendo? Vabbè. Sono invincibili, non c'è che dire. Qui ci conviene tornare prima che ci facciano fuori pure qui. Mamma mia. No, deve finire la guerra qui con la Boemia perché altrimenti siamo rovinati. Non abbiamo più niente a convertire. Ah, mio Dio. Mi
Mi sa che dovremmo studiare un'altra composizione delle armate. Direi che neanche la fanteria da shock è stata in qualche modo migliore. Vanno in Turingia. Faranno fuori i francesi. O magari i francesi questa volta ce la faranno. Potrebbe anche andare meglio. Dai, siamo un po' più positivi, no? Allora, vediamo un po'. Intanto noi cosa facciamo? Nello sconcerto più generale. Spagna, Spagna, ma che pretese possiamo fare sulla Spagna ancora? Beh, facciamo pretese sulla Spagna. Stanno tornando anche i francesi però. Io ho l'impressione che qui faranno tutti una brutta fine. Allora, vediamo se riusciamo ad aiutarli, ma qui è meglio andare di qua. Vai. Qui l'S si sta ricostituendo. Qui rischiamo di perdere tutti gli assedi in un colpo solo. Attaccano la Boemia. Vediamo se arrivano. Dai, una provincia caduta. Allora. Dai, vai anche tu ad aiutarli, sti qua, ma non stiamo andando benissimo. I francesi vanno a Breslau. Questi vanno a Bommerwald. E arrivano naturalmente prima. Vanno Niederbayer. La Kamchatka va bene, abbiamo colonizzato la Kamchatka, però si va di male in peggio. Allora, qui... No, questo non serve in realtà. Qui non riusciamo ad assediare un cavolo. Maledizione. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Sono 4000. È un po' difficile. Allora. Ok, dai, forse ce la facciamo. Questi ci attaccano. Allora. Arrivano l'8, no! 9 8. Però magari naturalmente ancora una volta finiamo, ecco, questa battaglia, però tutto sommato i numeri questa volta sono favorevoli. Vediamo un po' se riusciamo a riprenderci. Oh mamma. 0?
Vabbè, speriamo che almeno i francesi ci facciano fare la differenza qua perché... ok. Sti boemi sono terrificanti. E i russi qua cosa combinano? Ma... dai. Per fortuna ci sono arrivati i francesi. Non possiamo tollerare comunque che sopravviva un solo boemo in questa guerra. Maledetti. Allora, vediamo un po' di farli fuori. Vanno in Boemia? Vai. Il 7. Arriviamo a noi. Saremo in attacco o in difesa? Ah, non siamo ancora arrivati. Allora, Breslau. Andiamo ancora su per velocità. Anzi, andiamo qua. Ho sbagliato qualcosa? Forse sì. Allora, qui stiamo perdendo un sacco di uomini. Vabbè. Vediamo se riusciamo a farli fuori questi. No. Ci hanno fregato. Beh, almeno sconfiggiamo il re in battaglia. Non riusciamo neanche per la fine del mese, maledizione. Ok, questi erano cannoni, ma... ok, se non riusciamo a far fuori i cannoni vuol dire che siamo messi molto male. No, perché si spostano. Non rinunciate agli assedi francesi, dai. Hanno già un super... allora, ok, ho capito. Questi è meglio lasciarli almeno metà i francesi, perché sennò esse mi fa fuori. Oh, l'Anhalt si è arreso. Vediamo se riusciamo a procedere un po' meglio. Finalmente abbiamo anche un nuovo cardinale, ma... quello francese è immortale, quindi... non va bene, non va per nulla bene la situazione. Allora, vediamo se assediando un po' sta zona riusciamo a combinare qualcosa. Io direi un po' la Boemia prima. Ma un po' anche questi, dai. Questi che cosa assediano? La Turingia. Il 30. Speriamo che... wow. No. Vabbè, 4.000 però, quanto pare 5.000, però sembra che li battiamo.
Ah, non hanno usato tutto il loro esercito. Curioso. Abbiamo preso Friesland, adesso vedremo cosa succederà. Abbiamo anche occupato Colonia. Adesso io vorrei vedere se riusciamo a far pace. Allora. Allora, ok, abbiamo manodopera, però abbiamo perso mezzo esercito. Quante centinaia e migliaia di uomini abbiamo perso? 100.000 davvero ne abbiamo persi, ok. È stata una guerra terrificante, devo dire. Forse qui c'è un leader, vero francese? Sì. E dai che almeno i francesi li battono, sti boemi a quanto pare. Vediamo se riusciamo a far pace qua, perché è davvero terrificante. Com'è è stata questa guerra? Allora, ok, no, non c'è idea. Io volevo anche chiedergli. Vabbè. Seguimi però, eh. No? Sì, ecco. Speravo che però gli dessi il colpo di grazia, invece. Hai voglia che glielo dia. Ah, forse arrivano invece, dai. Vediamo. Qui arriviamo il 13. Qui produciamo pellicce. Ah, ma era la Turingia, non l'Esse, giusto? Ok, non serviva. Perlomeno stiamo guadagnando di nuovo, non so bene perché, come, quando, boh. Allora, direi che possiamo far così. Hmm. Io vorrei andare a vedere se riusciamo a far fuori questi boemi, perché non è sopportabile questa cosa che ci hanno fatto. Però stiamo perdendo un sacco di manodopera. Ah no, ma vabbè, lanza, ok. Perché mi venite qua voi? Eccoli, qua i boemi. Purtroppo non potremo fare nessuna pace separata con la Boemia, io non so. Ah, sta facendo fuori anche i francesi che non hanno leader e sono impazziti. Allora, andiamo di qua però. Anzi, vabbè, sì. Perché non li attaccate?
Ecco, bravi, fateli fuori. Li facciamo fuori questa volta. Ah, forse possiamo far pace invece col Brandeburgo. Vediamo. Allora, noi del Brandeburgo interessa. No! No, come 102? Vabbè, unione. Allora dobbiamo fare l'unione. Ci odieranno tutti. Che volevi farci? 102, ma sono 3 stupide province. Come fa a essere 102? Vabbè. Più qualche soldo. Vabbè, faremo l'unione. Che cavoli. Incredibile. All'attacco, vediamo un po'. Ecco. Dai. Ora si ragiona meglio. Ho l'impressione che l'esercito italiano sia un po' scarsuccio rispetto ai suoi rivali, però almeno adesso li abbiamo sterminati, sti boemi. Non ci sono più. Allora, vediamo un po'. Andiamocene qua. Allora, anzi, un po' qua, un po' qua. Sidraz, vai. Qualcosa abbiamo concluso. Qui non riusciremo mai a fare una santa. Allora, vediamo un po'. A finire sti maledetti assedi. Turingia, ecco, ti pareva che dopo 5 anni in cui io avevo tutti i cardinali arrivasse il momento in cui, cioè, quello che passa è quello che non è mio, vabbè. Maledetta Boemia. Speriamo che la Francia gli faccia liberare qualcosa. Qui ne succedono di tutti i colori. Allora, vediamo se riusciamo a far combinare qualcosa. Tete? Perché le avevamo perse tutte in un colpo? Zanzibar, Mombasa, Malindi e Lamu. Così. Perché si sono perse? Non ho capito io. Abbiamo perso tutte le pretese. Ci abbiamo impiegato un po' a fabbricarle. Com'è che si sono... È finita una tregua? Non lo so. C'è una regola che non conosco, a quanto pare. È finita la tregua, magari? Boh. Non si capisce. Abbiamo fatto una pace magari bianca con loro e poi sono svanite le pretese. Dovevano durare di più, a me pare. Bah, lasciamo perdere. Questi ultimi episodi non sono stati... Questi ultimi 2. Sto dicendo. Oh, Brandeburgo. Berlino è caduto in mano nostra. Vabbè. No, non vi voglio vedere. Non vi consentirò di riaggrupparvi, ma neanche morti. Maledetti. Vi distruggo prima io. Oh oh oh. La nostra armata non è così grande, avete ragione. Maledizione.
quello lì. Non li spaventiamo? Sì, un pochino sì. Mamma mia. Si spera. Andiamo anche con questi. Come supporto. Vediamo se cade sto maledetto Brandeburgo. Altmark. No. Gonzaga, vabbè, manteniamolo. Limburg a Colonia. Ottima idea. Allora, perché all'Austria invece? No, non devi dare niente all'Austria. L'Italia perderà pretese su Zealand? Ah, ho pretese su Zealand. Però è stata occupata. No! È vero che avevo pretese su Zealand. Ah, ma non mi interessa perché sono sovraestese, giusto? Mio Dio. Non capisco più quello che succede. Vediamo se i francesi gli danno il colpo di grazia, sti pazzi. Forse è il momento. Ah, abbiamo fatto le scoperte da soli. Vabbè, da soli si sono fatti delle scoperte. Vabbè. Ci sei? Ah. Vediamo di fare un po' di esplorazione intanto noi. Così. Li fate fuori sti qua? Prima che mi facciano fuori loro? No, perché non so se sapete, ma loro mi farebbero fuori molto velocemente. Perlomeno abbiamo recuperato un po' del nostro prestigio con le battaglie poi vinte. Cioè, il prestigio va tutto bene, però abbiamo perso tante quelle truppe. Vediamo un po'. Allora, qui questo re di Boemia che fa le battaglie non è ancora morto, ma penso ci manchi poco. Qui come va? Oh! Ma abbiamo sostituito uno nostro. Muoiono solo i nostri, insomma. Ehi, cosa fate? Ah, Altmark è caduta. Fantastico, finalmente. Allora, qui lasciamo un assegno. Ma che razza? Facciamo così. Ah, abbiamo liberato Berg, dai che forse questa guerra cambierà verso. Mamma mia, che fatica. Mi sa che è meglio fare legioni da 40.000 uomini. Ho avuto questa impressione. Allora, prima con l'Olanda, naturalmente. Olanda, olandina, olandetta. Me ne combini sempre di guai. Però, tutto sommato, ti va sempre bene. Le Fiandre. Non mi importa le Fiandre, prima che le conquisti la Francia, va. Ma si togli questi trattati, vai. Lo Stato e la Chiesa non può avere trattati, secondo il mio modo di vedere. Ok. No, no, forse è meglio andare di qua. Ok, distrutti, vai.
Naturalmente con la Savoia dovevi subito allearti tu, vabbè. Vabbè, dai. L'Olanda non è il problema maggiore in questi casi. Facciamo fuori la Boemia. Chi ti fa credere di poter reclutare ancora qualcosa a te? Chissà come sta andando sta guerra, sembra che la stiamo vincendo, tutto sommato. Allora, Brandeburgo, vai. Io volevo appunto vassalizzarli, ma non è possibile. Mi odiano tutti per questo. Vabbè. È naturale che... Potrei liberare l'Anhalt. Ah, wow. No, però... Non è quello che mi interessa. 84-88, va bene. Ma ti faccio anche liberare... Basta trattati con la Boemia. Vai. Abbiamo fatto un casino. Cosimo I Gonzaga adesso governa anche sul Brandeburgo. Ma questo cosa produce esattamente? Non si sa. Wow. Inflazione. Allora, questo produce che l'Olanda è entrata nella famosa coalizione. Non fareste ancora pace? Allora, torniamo tutti in Italia qua perché... Anzi. Allora. Fabbrichiamo qualche altra pretesa su sti simpatici. Allora, Brabante, vai. L'Austria, ok, la coalizione naturalmente si estende perché hanno delle buone ragioni per odiarmi. Però se tutto va bene... Perché non mi vota? Allora, relazioni, non basta, eh. Mi odiano, il che non è d'aiuto. Va bene. Non è che vada bene in realtà. Com'è possibile che non... Ci considerano eretici? No, Ah no, ok, è la Boemia che è eretica. Fammi capire. Naturalmente con questi abbiamo parecchi punti in più. Boemia 9 punti. 9 punti. Cioè, io stesso che governo il Brandeburgo non voto me stesso? Curiosa sta cosa. C'è qualcosa che non quadra. Si vede che non sono io? No, c'è qualcosa che non quadra. Ah, ecco, ha concesso la sconfitta. Ma come? Ti sei accontentata della sconfitta? Dovevamo morire. Vabbè, allora va bene. Torniamocene a casa dopo questa terrificante. Perché sono tornato da qui? Ok. Guerra suicida. Allora, sarà contenta invece Colonia perché sto cercando di dargli tutto il possibile e l'immaginabile. Il 10 settembre. Vai. Fur anche in Kamchatka. Va bene, qui abbiamo fatto un disastro sostanzialmente. Più 71 invece
Improvvisamente amano la Boemia, va bene. Perché amano la Boemia adesso? Reputazione, autorità. Sembra che... Ma... Allora, noi possiamo migliorare di un tot, però... Più di un... Insomma, non votano... Savoia è diventata protestante nel frattempo. Sta succedendo qualcosa di davvero strano. Come facciamo a migliorare? Vabbè, però miglioriamo rapidamente le relazioni. Svizzera, Svizzera. Vabbè, passiamo all'ultimo di questo. Così abbiamo anche un po' di produzione in più, ma è terrificante. Questi sono al nostro stesso livello ormai. Tecnologico. Vabbè, questo episodio è durato tantissimo, direi che è venuto il momento di chiuderlo, ma... Se non che non riusciamo ad assediare un cavolo qua. Accidenti, vediamo se mandando un po' di artiglieria con i leader giusti combiniamo qualcosa di meglio. Vabbè. Siamo ancora in guerra, tra l'altro. L'unica che si è arresa è la Boemia. Io speravo liberassero qualcosa i francesi o... Vabbè. La Francia! La Francia è una successione disputata. Non si può uccidere il giovane re, no, eh? Solo 17 anni, voglia che muoia. Mori, mori, no. Sarebbe fantastico. Ma io pensavo che a quel punto diventasse automatico che diventavamo imperatori, ma... Invece non è affatto automatico, ma... Invece con i vassalli era automatico. Perché era automatico? Ma... Relazioni stanno peggiorando? A quanto pare. L'unione aumenta solo di 10 le relazioni. Mentre il vassallo più 50, vabbè. Cioè, com'è che prima avevamo 20 cardinali, adesso facciamo fatica ad averne 3? Anche questa è una strana questione. Arriviamo un po' tardi per questo turno. Beh, sfruttiamolo qui. Io direi che questo lo potremmo anche richiamare a sto punto. Vabbè, mandiamo a Roma questo prete, predicatore o prete, che non so cosa sia, perché se ne sono andati quelli. Ecco, ci mancava anche questa. Abbiamo finito la colonia, va bene, e almeno qualcosa lo stiamo combinando qui. Finalmente invece possiamo fare un livello di tecnologia militare. Sì.
stavamo facendo una brutta fine, militarmente parlando. Allora. Quant'è che ci si impiega? 6 giorni? Vediamo. Ah, non abbiamo quello. Lasciamo perdere. Vabbè, quindi qui dovremmo aspettare che si scada la pretesa a questo punto. Io direi di andare qua a rifabbricare le pretese. Maledizione. Scadute tutte insieme per ragioni non comprese al momento. Io vado a far fuori Avignone. Così. No? Forse ci conviene fare un po' di pace in realtà. Avevo detto che chiudo l'episodio, ma lo chiudo dai quando finiamo questa guerra. Così facciamo un episodio lunghissimo. Tra l'altro questo qui è da 10 anni qua, che è ancora a metà strada, anzi. L'esaurimento di guerra è elevato. Sì. Vabbè, ok, potrebbe essere il momento... Siete in guerra? Ah. Vabbè, siete ancora in guerra, naturalmente. Ma non avete capito che... Hanno fatto passare un provvedimento pure sti qua della Boemia. Quindi non ha più autorità. Fantastico. Bravi. Scoperto la gente. C'era una probabilità dello 0, quanto per cento? È stato naturalmente scoperto. Anche Genova nella coalizione a sto punto. Vabbè, abbiamo... Forse è meglio che ci spostiamo dall'Europa come teatro di guerra, credo, a questo punto, perché 0,6% al mese. Da quanti mesi sei lì? Ma sono 6 mesi. Avevi una probabilità del 3% circa di essere scoperto. Interessante. Naturalmente sei stato scoperto. Sì, probabilmente quella probabilità lì è fasulla, perché sennò... Ci hanno fatto l'embargo i genovesi. Ci odiano tutti. La Russia ha concesso la sconfitta e è finita tutta la guerra. Ecco, forse dopo lunghissima attesa riusciamo a combinare qualcosa, però non abbiamo il diplomatico. E richiamiamolo dal Brandeburgo, dai. Ship lost? No! Tanto per completare il tutto, maledizione. Siamo anche... Cosa producono qua? Pesce e cacao. Ma non è giusto. Cosa ho fatto di male? Cosa ho fatto? Non c'è qualche segreto qua? Metodo segreto. 10 aprile. Perché? Ok, abbiamo perso tutte le navi con l'ammiraglio, va bene. Perfetto. Friesland, Baden. Fate quello che volete al Baden, non so più cosa dire. Vabbè, erano
lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Allora, vediamo un po' di fare sta pace e di chiudere, perché non è possibile. Così non è possibile davvero. Ah, pure il conquistadore è morto, fantastico. Vediamo un po', facciamo sta pace. Se la faranno? Penso sì, siamo all'80%, vabbè. Hanno accettato. Mainz al Palatinat. Fanno di quelle guerre adesso? Cosa vuole prendersi Mainz? Quanti sono i principi? 27. Si mantengono, insomma, i numeri. Qui la... Vabbè, non prendiamo Ansbach, che non ci interessa. No, non ci interessa neanche questo. Ecco, facciamo così. Vai. Micmac, tutte ste assurde province che si occidentalizzano. Con voi non avviene neanche più casus belli. Ah, invece sì. Forse ci conviene dichiarare guerra a voi intanto che siamo in tempo. Perché voi ad esempio siete occidentalizzati e non abbiamo più casus belli contro voi. Voi siete occidentalizzati pure voi? Voi non avete tecnologia occidentale, ma non abbiamo casus belli, perché siete cattolici forse. Colonial Conquest. Tipo questa perché sono pagani. Vabbè, dichiareremo guerra agli irochesi, ma prima ci conviene aspettare un po'. Anzi, io direi che la priorità deve essere questa. Poi i Mamelucchi si sta riprendendo, a quanto pare dovremo fare 2 guerre, mi sa, per porre fine. Anche i Mamelucchi, cioè per soggiogare i Mamelucchi. E qui, vabbè, dalle nostre numerose armate è rimasto pressoché nulla. E chiudiamo qui alla fine l'episodio. Facciamo sto miglioramento in relazioni. Penso che prima o poi, in qualche modo, riusciremo a riconquistare, cioè a guadagnarci il favore del Brandeburgo. Speravo davvero che fosse una cosa più rapida. Comunque alla prossima, ciao.